Il settore del legno è uno dei settori più colpiti nella provincia di Treviso. Abbiamo visto anche l'intervento del segretario della Camera del Lavoro che dava alcuni numeri sulla debacle di un settore che è un settore che ha segnato anche l'identità della provincia, particolarmente in due territori, il territorio Rocchitergino-Mottense e il territorio del Corniglianense. E noi pensiamo che però si possa anche ripartire da questa situazione. In questi giorni abbiamo delle aziende che sono presenti al Salone del Mobile di Milano e che stanno portando sostanzialmente il know-how, stanno portando la capacità di questo territorio di fare impresa e di costruire arredamento e costruire mobili. Ovviamente cosa ci serve? Ci serve senza dubbio una capacità maggiore di rilanciare i distretti, di mettere in rete le imprese. Ci serve la possibilità di mantenere il know-how anche da parte dei lavoratori, nel senso che la qualità deve essere coltivata, deve essere in qualche maniera messa sempre in discussione per riuscire ad accaparrare nuovi mercati, per riuscire a essere come dire, presenti in un territorio che non è quello storico di queste aziende, il territorio interno, ma di essere presenti anche fuori all'estero. Per far questo, per aggredire questi mercati, bisogna che la struttura di impresa che si propone e che propone il proprio prodotto sia una struttura articolata, una struttura ben stabilizzata, per cui capace di essere anche numericamente forte, per cui noi pensiamo in primo luogo anche al consorzio delle imprese, magari attraverso il rilancio del prodotto del territorio, attraverso un marchio specifico, un marchio DOC come quello del Prosecco, mi verrebbe da dire, dove in qualche maniera si certifica il prodotto del mobile veneto come prodotto di qualità. E per quanto ci riguarda la qualità non può essere soltanto nel prodotto, nell'esecuzione, nell'attenzione al territorio, nell'attenzione all'ambiente, ma anche nella capacità di rispondere alle esigenze dei lavoratori, per cui la qualità per quanto ci riguarda deve essere rilanciata anche attraverso la qualità della contrattazione e di come si sta nei posti di lavoro. Sì, è per questo appunto che noi pensiamo che da una situazione così difficile, così inedita, non si esce solo ed esclusivamente con la volontà, la capacità dei lavoratori e delle imprese, ma anche la politica, soprattutto in questo momento, debba fare la propria parte, deve essere parte del progetto di rilancio dell'economia di questo territorio.